Concetto, se vogliamo fare questa scelta, che è sacrosanta, di implementare le ferrovie rispetto all'aeroporto, visto che forse, non so se, ma i lavori non sono ancora iniziati, la stazione intermodale di Ronchi serve o non serve? Facciamoci un ragionamento prima di spendere 18 milioni di euro e distruggere un territorio se poi... Sì, però Milano e anche Roma poi... Comunque sì. Moretti. Subito. No. No, per favore. Andiamo, dai. No, questo mi permette di chiarire 2 o 3 cose. Allora, primo, il polo intermodale di Ronchi non costa 18 milioni, ma ne costa 10 di fondi europei. Perché la notifica, e qua Caneluti la notifica fatta alla Comunità Europea è di 10 milioni e rotti, e noi abbiamo ritenuto che a fronte del progetto complessivo di 17 milioni, per non perdere con una nuova notifica anche i 10 che erano stati dati, abbiamo ridefinito il progetto in modo tale che le infrastrutture fossero contenute in questa tranche, quindi sono 10 milioni. La seconda cosa è, attenzione, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che da Ronchi a Venezia Tessera si andrà in treno, con quindi una possibilità di lavoro tra i 2 aeroporti assolutamente inimmaginabile ora, e quindi con un collegamento anche tra Udine, Gorizia eccetera via treno attraverso lo scalo appunto di Ronchi. Attualmente il treno di Milano fa sosta a Mestre, Verona, Milano, fine. Per cui sono 2 cose proprio in 2 momenti assolutamente diversi. Quindi io credo che, e in questo appunto sono stata ben lieta di raccogliere l'eredità lasciata, che il polo intermodale di Ronchi sia assolutamente indispensabile per la nostra regione. Perché diventa uno dei 5 aeroporti nazionali collegati con la ferrovia. Cioè diventiamo competitivi rispetto agli altri aeroporti nazionali. Vi ricordo che il nostro, ancorché siamo piccoli, ancorché abbiamo da una parte Venezia e dall'altra Lubiana, è stato riconosciuto come aeroporto di livello nazionale nel piano nazionale degli aeroporti. Quindi questa rilevanza con il polo intermodale non può che essere aumentata e la sua strategicità assolutamente, come dire, moltiplicata, proprio perché dobbiamo pensare non solo che colleghiamo le città via ferrovia con l'aeroporto, ma anche che l'aeroporto si collega con l'altro aeroporto.